Io non mi ricordo di aver avuto i denti così bene come adesso, no. Io avevo proprio necessità perché c'eran delle infezioni che non guarivano proprio. Poi mio marito ha saputo, era un po' che seguiva dottor Palmas, seguiva la clinica di Chișinău. E quando proprio io ho avuto necessità urgente, tra l'altro, che in poco tempo dovevo risolvere la cosa, è stato lui a insistere per venire qui a Chișinău. Ma premetto che ero abbastanza spaventata. Ero da sola innanzitutto perché mio marito non poteva venire, ero abbastanza spaesata perché avevo proprio paura, però poi piano piano, diciamo, i primi incontri con il manager, con poi il chirurgo, poi le varie radiografie, tac, anche abbastanza veloce tutto, non ho dovuto, e poi vabbè il giorno dopo sono stata operata, però tranquilla, diciamo. Dopo mi sono un attimino tranquillizzata. Poi certo, non è una passeggiata. Allora, m'hanno trovato molto bene quando son tornata. Il problema era prima di partire che mi dicevano tutti: "Dove vai?" Ma poi quando son tornata, anzi, non riuscivano a credere, no, perché dicevano però, cioè, a parte che è un bellissimo lavoro, anche se erano provvisori, io poi comunque li ho sentiti bene, non cioè riuscivo a mangiare. Rispetto poi a quello che io avevo prima, chiaro che non c'era paragone. Ma poi dopo anche soprattutto i colleghi di lavoro, perché loro erano quelli che hanno martellato di più prima che io partissi. Io non mi ricordo di aver avuto i denti così bene come adesso, no. A parte che vabbè, sembrano i miei denti, cioè li sento un attimino che magari stringe un po', però davvero bene, cioè proprio bene. Tu fai una vita ridi con la mano davanti alla bocca, cioè stai attenta, no? Poi a parte vabbè tutte le vicissitudini, perché ti fa male, perché non riesci a masticare, perché hai, non lo so io, problemi di digestione, la cervicale, tutta una serie di complicanze che comporta la mancanza dei denti, che uno non si rende conto, però la realtà è quella. Io in questi 7 mesi ho visto la differenza con i provvisori e prima che non li avevo, perché mi mancava tutta la parte sotto, parecchi denti sotto e anche sopra, parecchi in fondo. Perciò la masticazione era quel che era, però con i provvisori poi era un altro mondo.